Buonasera a tutti, vestiti voi, te nuova radio oie, di Edoichi, di lunedì, da gennaio 2026, sempre dai 10 al Vemine, numero unici, dai vizi, da essa Barbagia, dai vizi, da essa Sardegna, a tutto su mondo. Bene, andiamo a vedere diretto come si presenta Sadie, in ok, si presenta De Goi, eh, chi non vede leppi a leppi che sono e sinne dai palaniere e piano piano non sanno Saida però Saida è stegato illuminata o io non deve scoculare del su tutto ecco un'altra panoramica e di molto non era su Saravallo 9 gradi temperatura massima 1 usa minima quindi un pacco di astraghedo non lo dobbiamo aspettare mezzo coccolato viene alla saldecca e poi coccolato e saldecca a sauna poi torna a spalazzare e resta mezzo coccolato poi tutto sul resto e sadie crasa martesi Amos invece spalazzato viene da San 9 poi mezzo coccolato viene da Salbattoro e spalazzato da Salbattoro in poi 12 gradi, temperatura massima no, 3 gradi, temperatura minima, quindi un poco più decadente. De oie, vamos sente nova in bici, vamos, è arrivato Tommaso Pinto Scodia, benennito Tommaso Pinto Scodia, a Sumunno, in terra sarda e loco vizicheso. Buona sorte, buona fortuna a Tommaso e auguri al meta, a sa mamma Claudia Codias e a suo babbo Bacchesio Pinto. Poi chi ne siene, sempre il mannino reddizioso e lo pesare, chi in salute e serenitate. Bene, 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 auguri, 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 benenne tu, Tommaso. Bene. Seguimos che sal bella nova, tanno chi no che sa bitti volley eccezionale che hanno giocato i sinfoni che su volley 92 fonni e hanno visto 3-1 13 posso bitti volley e uno però su fonni volley bene 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 auguri 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 andiamo dai Nantisi danne lo stoccamento ecco con la questione su Coccone di Sant'Antoni allora sul comitato Sant'Antoni dei Vizi da toccamento chi Eresi Domenica sono colato da dare su Coccone che non lo tapitu che non vi viate in domo che hanno escolato sul comitato lo potete ritirare il suo salone di probania e invece posso Coccone di Sant'Antonio adesso comitato dei Goreai si può ritirare da Oie il Coccone su parte o a parte da essa stese in poi ecco qua da essa stese in poi su saloncino dessa probania dei Goreai andiamo da innanzi e vamos hoy de dare de che intervista a Don Totoni che nos presenta Tasa Marcia per la pace dessa ACR Azione Cattolica Italiana no, ACI a proposito io Azione Cattolica vabbè però mi pare che sia ACR che si ha che in bici su 25 degli annaglio 2026 programma ore 9:30 arrivi ti aspettiamo ore 11 marcia per la pace partini da passa marcato fino a Sumeracolo poi ore 12 Santa Messa e su Miracolo, ore 13 pranzo, ore 14:30 attività e preghiera finale. Bisemuso, quindi prevedete un certo afflusso di piscine, insomma, che è a carattere provinciale. Bene, bene, bene. Poi a chi si intervista verso il decche mese, il decche vinto, una cosa gaia, a Don Tottoni che non si spiega bene tutto questa cosa. Andiamo da innanzi spero che si siete intendendo sul microfono avevo posto il microfono a banna mi pare che su sensore siete
marcanne chi si intende, insomma, ecco, però non va nessun commento, quindi non posisco narrare. Andiamo a sa prima pagina del Sol Giornales. Allora, ecco qua, abbiamo la prima pagina dell'Unione Sarda, Sardegna povera e poco istruita. Il disagio sociale si accompagna agli abbandoni scolastici, 14,5%, in Italia sono 9,8%. Nuovo scontro diretto per il Cagliari con Genoa, quindi vamos stasera la partita, mi pare che sia 6:30 di su Castellduchi su Genoa, però giocano in Genoa mi pare. In fila per vedere l'Isola Bianca, non l'Isola Bianca Costa di Olbia, l'Isola Bianca, l'isola cucuzzata dei Nive, dei Danne, dei Fonni e d'Esulo. Bene, andiamo da innanzi, vediamo la prima pagina della Nuova Sardegna, eccola qua, l'isola un immenso bed and breakfast, impossibile trovare casa. Il fenomeno nelle città costiere si affitta solo ai turisti, cioè pensate, per un parco, quindi una famiglia che il carne lo occupa per andare a stare, non ne busca. Einstein Telescope, oggi la firma dell'accordo tra la Sardegna e la Sassonia. Poi vamolo, cosa del suo inquinato, cioè di Orune, l'uomo che fotografa i buchi neri e combatte i terrapiattisti. La mia Sardegna, Ciriaco Gordi, da aspirante seminarista a scienziato. Va bene, tutto bella cosa, scusa. Andiamo diretto quindi a dare le cose che riguardano la zona e andiamo dei sport, ecco, che abbiamo sa categoria, prima categoria Girone C, e quindi Dorgalese e Bittese 2-2, la Bittese è girata che non un punto, l'Olese Fanum 2-4, purtroppo già l'Olese ha perdito, ma comunque resta tale che 8 punti, lo pari chi sa Bittese, cioè in effetti Bittese l'hanno scritta prima per questione di alfabeto, di ordine alfabetico, però sono a pari punti, la fotografia non è vestita metta bene, non si lega nulla. Bene, andiamo da innanzi, Villa si intende su nostro di Villa Giovanni Villa, non c'è visione, serve una sicurezza condivisa e stai dando Giovanni Villa su la galera di Badalcarro, insomma, la denuncia del sindacato durante il consiglio comunale. Oggi assistiamo a lavori, trasferimenti e riorganizzazione senza un quadro ufficiale definito sul futuro dell'istituto di Badalcarro, e questa incertezza si scarica sul percorso e sull'equilibrio complessivo del sistema. Giovanni Villa è il segretario regionale della CILS, Federazione Nazionale Sicurezza, ha partecipato al Consiglio Comunale di Nuoro sulla 41 bis, nel giorno in cui gli ultimi 40 detenuti spostati da Badalcarro, La Massama e Tempio sono stati trasferiti in penitenziari della penisola. Facevano parte dei 160 reclusi che nell'ultimo mese hanno lasciato l'istituto nuorese, dove sono in corso lavori per adattare 64 celle tra alta sicurezza e sezione gemella per far posto al 41 bis. Questi lavori saranno conclusi entro i 50 giorni, mentre per il muro di cinta altri lavori di adeguamento di giorni ne serviranno 450. Il punto però portato al Consiglio da Villa è che quanto avviene a Badalcarro, come adutte bancali, sembra avulso da logiche organizzative. Un chiarimento preliminare: la FINS CILS non ha alcuna intenzione di entrare nella bagarre politica che in queste settimane vede istituzioni e schieramenti rimpallarsi responsabilità sull'aggressione, sull'assegnazione dei detenuti sottoposti al regime 41 bis in Sardegna. Non è il nostro ruolo e non è utile
ai lavoratori né ai cittadini. I detenuti in 41 bis sono stati assegnati alla Sardegna in passato e continuano ad esserlo oggi per scelte normative organizzative di livello nazionale. Discutere di chi è stato e di chi è la colpa non migliora la sicurezza, non rafforza gli istituti e non dà risposte a chi ogni giorno opera dentro le carceri. Ha chiarito Villa. La polizia penitenziaria è un corpo altamente specializzato, preparato a gestire ogni tipologia di detenuti, dai comuni ai circuiti di massima sicurezza. Questo non è in discussione, ma nessun sistema, per quanto professionale, può reggere senza strumenti adeguati, risorse certe, programmazione e chiarezza istituzionale. Una chiarezza che evidentemente manca. Alla Regione Sardegna non chiediamo di difendere decisioni calate dall'alto, ma di farsi parte attiva nel pretendere che a fronte di funzioni penitenziarie ad altissima complessità vengano garantiti organici adeguati, una sanità penitenziaria funzionante, reparti detentivi ospedalieri operativi, locali adeguati negli aeroporti, mezzi e dotazioni idonee. Da anni denunciamo problemi strutturali rimasti irrisolti, carenze di personale, difficoltà sanitarie, assenza di infrastrutture dedicate, organizzazione del lavoro spesso emergenziali. E questo è Ioanne Villa su questa questione. Vado da Carlos. Intesa tra la Sardegna e la Sassonia. Oggi la firma per la Sky Telescope. La regione tedesca ha già iniziato la collaborazione con i fisici italiani, un'alleanza già operativa che potrebbe diventare decisiva per l'assegnazione della Sky Telescope. Oggi a Roma la regione rappresentata dalla presidente Toddi e il Land tedesco della Sassonia con il suo presidente Michel Krenomecker firmeranno un protocollo d'intesa per unire le forze e presentare un unico progetto per ET. La firma avverrà nella sede del MIUR alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Sardegna e Sassonia già collaborano al progetto, anche se i tedeschi arrivano dopo e proprio con l'aiuto dei sardi stanno cercando di recuperare il tempo perso. Ma estamos a videre in occasione. E andiamo giù a Ciriaco Goddi, scusate, non Bacchesio, Ciriaco. Ho fotografato un buco nero, ma mi stupiscono i terrapiattisti, i successi e i progetti di ricerca dell'astrofisico di Orone Ciriaco Goddi. Pensavo di entrare in seminario, poi ho letto un libro di Stephen Hawking e finché sta andata a fare invece sul profeti sul campo della scienza. Ha stupito il mondo con una foto che ha immortalato qualcosa che prima esisteva solo in teoria. L'immagine del buco nero, Messer 87 per gli amici M87, è stata definita niente meno che la foto del secolo. E in effetti, prima del 10 aprile 2019 non esistevano prove fotografiche dell'esistenza dei buchi neri e l'idea di ritrarre qualcosa che fosse distante 55 milioni di anni luce era davvero complicata. Un ruolo fondamentale del team che è riuscito nell'impresa è stato ricoperto dall'astrofisico Ciriaco Goddi, che è partito da Orune, il suo paese, per andare alla scoperta dei segreti dell'universo. Goddi, lei è spesso in viaggio per il mondo. Dove si trova adesso? A Cagliari. In questi giorni sono impegnato con un corso all'università e poi cerco sempre di stare vicino alla famiglia nei periodi di festa. La prossima settimana però riparto e starò in Spagna per qualche tempo. Quindi era impegnato con gli scienziati del futuro. Lei quando ha deciso di fare l'astrofisico non è stata una scelta precoce.
Sono cresciuto a Dorune, figlio di autotrasportatore e di una casalinga. Da piccolo volevo fare il camionista come mio padre o l'ingegnere come mio zio. Per un periodo ho pensato di fare il sacerdote. Ero un chierichetto molto devoto. Entrare in seminario era un'idea concreta. E invece avrò avuto 16 anni nella biblioteca del liceo scientifico di Bitti, dove studiavo, ho trovato 2 libri, dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo, di Stephen Hawking, e i primi 3 minuti di Steven Hilberg. Li ho letti, mi ha sconvolto e cambiato tutto. Sono letture che consiglia? Quelle di Halding a tutti. Lo può apprezzare anche un adolescente. L'altro è un po' più complicato. All'epoca ne avrò capito il 20%. E che mai dimos poi te non narrata. Tanta strada, fotografiata male purtroppo. Ritornando alle cose serie, cosa pensa dell'Einstein Telescope? Scientificamente è un progetto straordinario, rivoluzionario e potrebbe aiutare anche le nostre ricerche, perché combinando i dati avremmo davvero un quadro dettagliato per testare le teorie gravitazionali. Riducendo il campo alla Sardegna, un'occasione straordinaria e irripetibile, in grado di cambiare profondamente il tessuto economico della nostra regione. Un progetto come quello dell'ET, oltre che ricadute già valutate dagli economisti, porterebbero indotte le scuole di formazione che graviterebbero intorno ad ET. Io dico, in modo che sia comprensibile, chi studia queste materie è costretto a fare bagagli e andare altrove per specializzarsi. Con ET la Sardegna diventerebbe un polo di attrazione mondiale. I corsi di specializzazione sarebbero qua da noi. Bravo, 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 bravo. Allora, questo adesso terrapiattista non riesce a zappare. Vabbè. Va bene, andiamo da innanzi. Oh. Dalla crisi idrica alla politica, lite tra l'ADU e Deriu. L'ex assessore regionale controbatte al capogruppo Dem. Continua il botta e risposta sulla crisi in baronia tra il presidente del gruppo PD in consiglio regionale Roberto De Rivo e l'ex assessore regionale Silvestro Lado. Quest'ultimo replica alle critiche dell'esponente Dem accusandolo di aver evitato il tema centrale del confronto. Mi aspettavo una risposta sulla crisi idrica in baronia, che è ciò che la gente vuole sapere, afferma Lado. Invece De Rivo è andato a riesumare fatti di 30 anni fa, che nulla hanno a che vedere con la vicenda. Secondo l'ex assessore, il richiamo al passato servirebbe solo a spostare l'attenzione. L'abbiamo visto pure in un articolo, il Satiro Giornale, questo è Unione. Abbiamo visto su un stesso articolo, Issa Nuova. Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita, è già tutto deciso, non ho dato proprio ieri di questa cosa, il Consiglio regionale non conta nulla, sono praticamente marionetta, schisirio, nininie, pro arziare esamanu, sopra deite, sopra questa decisione della giunta. I partiti, gli interventi sulla manovra determinati a tavolino dalla giunta e quindi in consiglio praticamente Cola solo può formalizzare. Questa è la stessa accusa che ha fatto Cappellacci a Tolbe, che chi la legge bozzata da essa consulta fitti stata approvata da su Consiglio regionale, cosa assolutamente non vera. Approvata Emba, ma dopo che è stata preparata da essa giunta. L'isola delle diseguaglianze,
più povertà e meno scuola, cioè in questa inchiesta che hanno fatto, insomma, la Sardegna non credo sia metta bene, nelle famiglie con difficoltà economiche e poca istruzione, il 13,4% dei figli rischia di lasciare troppo presto gli studi. Cagliari inizia oggi in casa del Genova il girone di ritorno alle 18:30, partita in trasferta. La situazione del Como e il De Goi, Genoa 6 punti, lo Castello Vecchia 9, quindi batte una distanza di 3 punti, non è spacco, ma speriamo che la distanza aumenti a 6. Andiamo da innanzi. Olbia, ecco, non dobbiamo arrivare a questa questione della Sardegna, praticamente il numero a Sapa Pulloco di affittare, a Olbia non ci sono abitazioni, Nizi troviamo nuove aree, l'allarme è una domanda altissima, ma ci sono solo attività ricettive. Se ci fosse una sola parola per sintetizzare l'emergenza abitativa che affligge i grandi centri dell'isola, sarebbe un nome di città di Olbia, cioè il numero della carenza abitativa, nessuno sa al lucro di affittare. Annunciano le stelle, la città che cresce sulle ali dell'entusiasmo, dell'edilizia, del turismo, del mare, fornisce l'esempio più eclatante di quanto sia difficile oggi trovare casa. A Olbia è impossibile trovare un appartamento disponibile e per tutto l'anno e soprattutto a prezzi accessibili. Sulle piattaforme online la ricerca per prezzo più basso rimanda già ai primi appartamenti in affitto, ma per un solo giorno, e rivolti espressivamente al concerto di Vasco Rossi di giugno. Poi monolocali e bilocali a 500 euro. Ci sono e come, ma da lasciare tassativamente entro aprile o maggio, perché poi finiranno per convertirsi in affitti brevi per turisti della stagione estiva. Poi la ricerca si fa traumatica, servono almeno 800 euro per un bilocale con un contratto regolare, altrimenti si passa subito al trilocale da 1200, 1400 e 1500 euro. Prezzi uniformati tra il quartiere popolare e il borgo considerato d'élite, cioè non si strappa per nulla di affittare. Ecco, no, questa è la pagina che riguarda stamattina cosa, fuga nei piccoli centri, B&B e vacanze e case vacanza svuotano le città sarde. Gli alloggi turistici spostano i residenti verso i paesi satellite. In netta diminuzione gli abitanti delle aree urbane dell'isola. Cioè, praticamente Scaschenne, per esempio, in Olbia, la zona di Olbia Loiri, Scaschenne, in carta mi pare che batto missa abitanti, una cosa sul genere. Pensate in un pacco. Il lavoro in città, la casa in un comune vicino. È sempre più difficile trovare una casa in affitto nelle aree urbane dell'isola e quando si ha la fortuna di trovarla i costi sono spesso proibitivi. In realtà costiere come Olbia, Alghero e Cagliari il problema è ancora più evidente. I proprietari sono sempre più propensi a trasformare le abitazioni in case vacanza o B&B e a quel punto la ricerca si sposta inevitabilmente nei centri vicini. E così pendolarismo praticamente obbligato è un fenomeno delle grandi città della penisola. Sta arrivando sempre di più anche in Sardegna. La conferma arriva dai dati: le aree urbane dell'isola negli ultimi 5 anni hanno praticamente tutte perso residenti. Contemporaneamente è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone costrette ad andare a vivere in uno dei comuni considerati satelliti e appunto in una negai che Olbia scritto meta, cioè lui riporta San Paolo, scritto meta per questo motivo. Pochi affitti e a prezzi folli, costretta a lasciare il mio paese.
la storia di Ilaria Carboni, in Gallura si pensa solo al turismo. Vabbè, no. E non sono appunto a buzzare sua. Iran, ancora proteste e repressione. Per le ONG ci sono almeno 538 morti, una strage continua. Eppure bastante che possante americanismo che io che commento religione difenderne a Khamenei, insomma. Secondo Israele sarebbero più di 1000. Teheran minaccia rappresaglie. Sono centinaia le vittime della repressione in Iran, dove la protesta contro il governo continua a dilagare per le strade del paese, con il blackout di internet e delle comunicazioni con l'estero che va avanti da giovedì. È difficile avere informazioni precise, ma i bilanci che filtrano dalle ONG sono concordi nel parlare di centinaia di morti, sottolineando che il conteggio è destinato ad aggravarsi. Gli attivisti dell'Human Rights Activity, gruppo con sede negli USA, i cui conteggi si sono rivelati accurati in precedenti round di proteste, riferiscono di almeno 538 morti, di cui 499 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza, oltre 1000 secondo le fonti israeliane. Intanto in Oche, sempre propone su Corvan Meiku, l'erede dello Shah, Reza Pahlavi, tornerò per governare, cioè questo è convinto che possa tornare a fare sul dittatore, su re, in un luogo, in umbe. Batta una rivoluzione pose liberare. Il figlio maggiore dell'ultimo Shah di Persia, Renzo Ciro Pahlavi, nella foto si è detto pronto a tornare in Iran il prima possibile. E sta anche in un bel senso. Gaza come se no, in Palestina, piani per una nuova offensiva. Il Time of Israel, IDF, l'esercito israeliano, vuole espandere il controllo. Tel Aviv, la tregua a Gaza potrebbe finire presto, mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle proteste che scuotono il regime iraniano. L'IDF ha elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive nella striscia di Gaza tra 2 mesi, a marzo, e con l'offensiva mirata a Gaza City, volta ad espandere la parte dell'enclave controllata da Israele. Rammento sempre che Gaza è praticamente manco due via su due vizi, cioè Gaza est usar due vizi, pur su usar de onanie dell'uvola, insomma, ecco, ma ne manco, cioè questa è Gaza, una striscia lunga 41 km e larga 9 km e mezzo, quindi siamo danne di 397 km quadro, insomma, quindi un nuda, insomma, rispetto a Sosatiro all'Ocolo. Truppe nell'Artico, l'idea di Londra. Gli alleati europei valutano l'invio di forze in Groenlandia. Il disegno prende forma sotto la regia del Regno Unito e Germania, presentato ufficialmente come risposta alla crescente pressione di Russia e Cina nell'Artico, ma la posta in gioco è ben più alta: raffreddare le mire di Trump sulla Groenlandia e costruire un deterrente credibile a una invasione che farebbe tremare le fondamenta della NATO. Cioè, ma non hanno compreso che è il ricovero. Iran e strage. L'America valuta il raid. Nuove sanzioni, ciberattacchi, raid mirati o un'operazione militare più ampia. Trump al bivio. Il blackout di internet ostacola la conta dei morti, 490 per alcune fonti, oltre 2000 per altri. Trump, ultimatum a Cuba. L'Havana dichiarata USA criminali. Consiglio
vivamente di raggiungere un accordo prima che sia troppo tardi. Questo è lo che narra Trump, cioè praticamente o obbedite a me o guai. Dopo il Venezuela, Donald Trump punta a Cuba. A una settimana dalla cattura di Maduro, il presidente USA alza il livello dello scontro con l'Havana, ironizzando sulla possibilità che Marco Rubio, il suo segretario di Stato di origini cubane, possa un giorno governare sull'isola. Per molti anni Cuba ha avvertito su Truth, praticamente su Twitter suo, ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio ha fornito servizi di sicurezza agli ultimi 2 dittatori venezuelani, ma ora non può più. Il Venezuela ora ha gli USA, l'esercito più potente del mondo, a proteggerlo. Non ci sarà più petrolio o denaro per Cuba. Zero. Consiglio vivamente di raggiungere un accordo prima che sia troppo tardi. Immediata la reazione del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez. Cuba non riceve né ha mai ricevuto compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun paese e a differenza degli USA non ha un governo che si dedica ad attività mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri stati. Rodriguez ha accusato gli Stati Uniti di essere un egemone criminale e incontrollato che minaccia la pace e la sicurezza non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo. Cosa che non è vera, non è la tua. Completamente condivisibile. Che in questo tancamo ritenovera de oie tancamos si tenovera de oie e non damos a appuntamento torra a casa. Intanto dai no capacco nos entendimos che si intervista a Don Tottoni. Ecco, ponemos la sigla de tancatura. Allora, a menzo il vedere, buon a tutto, dai, Bizzi TV, adiosu e menzo a casa.